Con la fronte poggiata sui vetri, seguiva attenta la vita dei pescatori e dei marinai. Lo sguardo della ragazza andava sulle verdi acque dell'Adriatico e nei pensieri si svolgeva il racconto della sua terra, di Duino, di Aurisium, il paese della pietra carico del mistero che brillava del calcare bianco e grigio argento, intenso come il suo amore. Ci troviamo al San Marco, al Caffè San Marco, luogo d'incontro per eccellenza degli intellettuali triestini, e non so francamente se Cattaneo lo frequentasse. Posso immaginare di sì, ma forse no, perché era particolarmente riservata e schiva, quindi forse non ci veniva. Però è importante essere in questa zona della città perché la sua vicenda umana comincia proprio vicino al giardino pubblico. Ketty all'inizio della sua vita con i suoi familiari viveva proprio in questo rione chiamato Franceschino dall'imperatore d'Austria Francesco I. Poi da qui si trasferirono nella via Vicolo del Castagneto. La Ketty nelle sue poesie scrive la verde vallata, era piena di castagneti e da qui il nome della via. Lei e i suoi 4 fratelli più grandi si divertivano a scorazzare per queste campagne, i fratelli si arrampicavano sugli alberi. Nasce con il nome di Enrica Bon, un nome con cui oggi assolutamente non la conosce nessuno, è difficile pensare a lei come Enrica Bon. Enrica diventa subito Enrichetta Ketty e Bon viene subito abbandonato dopo il matrimonio per usare esclusivamente il cognome del marito, il pittore Renato Daneo. Ha cominciato a scrivere tardi, a pubblicare tardi, perché all'inizio si è dedicata ad un altro ruolo di moglie, contribuendo anche alla vita familiare. Io l'ho conosciuta quando lei abitava ormai in via dei Baiardi numero 4. Aveva il giardino e vicino a casa mia, in linea d'aria, saranno neanche 100 metri. Ci incontravamo alla fermata della 14, l'autobus che porta in città, e naturalmente siccome lei amava molto parlare con il prossimo, mi si avvicinò subito, sin dall'inizio, si presentò, mi disse che era la poetessa Ketty Daneo, io la conoscevo soltanto di fama, e subito mi chiese per favore dammi del tu. Le dissi Ketty, mi sarà un po' difficile, ma insomma poi la secondai perché veramente era deliziosa. La sentivo come se fosse una mia parente, una di famiglia. E così è iniziata la nostra lunga amicizia che è durata fino alla sua morte. L'amore per Trieste di Ketty Daneo era fortissimo, appassionato, e lo dichiara da subito con la poesia Alla mia città. Non dobbiamo pensare che solo Umberto Saba abbia scritto versi d'amore per la Trieste, ma c'è questa poesia di Ketty che fa parte della sua prima raccolta, Al di là del fiume, del 1950. O nome d'ali spiegate nel vento, o mia città, non lontano rivolgerò i miei passi, non altri saranno i sassi che i tuoi, dai viottoli alle aspre salite. E infatti mi pare che lei avesse avuto una offerta di lavoro che forse avrebbe anche rappresentato una svolta nella sua carriera di poetessa dalla Rai di Roma, non la accettò proprio perché non voleva allontanarsi da Trieste. Oggigiorno pochissimi conoscono il nome di Ketty Daneo, però tanti triestini e anche tanti non triestini, visitatori della città, dovrebbero conoscere il suo nome perché andando a visitare la risiera di San Sabba incontrano i suoi versi. Dalla fabbrica calano sulla città urla tese di martirio.
Una risiera un tempo, che le mondine giovani curve allo sbramino riempivano di stornellate nelle stagioni dolci del Sambuco, sognando ragazzi all'uscita. Ora, soldati stranieri accampati tra i ceppi di tortura tentano corrompere nell'aria quegli stremati lamenti, coi sibili dell'acre fiato dentro le ocarine. C'è in noi, dentro i cuori sarchiati, niente, neanche pianto. Forse per questo ha scritto questa poesia così tanto sentita, perché ha avuto un fratello prigioniero dentro la risiera di San Sabba. Nella nostra rubrica dell'arte oggi abbiamo riservato lo spazio al libro in vetrina, un libro uscito da poco di Ketty Daneo, conosciutissima poetessa e artista e concittadina. Questo libro mi è costato un anno, una fatica di un anno. Ho fatto 3 stesure perché ho messo molta fatica, molta poesia dentro. Poesia, come tutti quanti che lo leggono, intendono tutta la poesia. È un mito sacro, sempre amore, sempre il personaggio più importante e la caratteristica più importante è l'amore. Amore e anche morte. Un curriculum, quello della Daneo, ricco di tappe importanti, pubblicazioni di racconti e poesie. Collabora con la RAI di Trieste e con altre emittenti private. È abbastanza bizzarro, paradossale che oggi si ricordi poco Ketty Daneo, perché a parte il fatto che è stata protagonista della cultura triestina per 50 anni, ma ricordiamo che ha ricevuto il sigillo trecentesco del Comune di Trieste, il premio alla cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quante collaborazioni ha avuto anche con riviste, giornali, TV Antenna, TV4, Radio Capodistria, Radio Sarajevo, e di lei si sono occupati anche critici letterari importanti, parliamo solo di Giorgio Barberi Squarotti, insomma, oppure Domenico Cara, che appunto ha curato l'introduzione di Il liuto nel confine. E ha scritto anche narrativa, una cosa di cui si parla poco. Il mio preferito è La casa dei Sambuchi. È un romanzo da un lato fortemente autobiografico, troviamo tante cose di lei, sia nella descrizione fisica della protagonista, sia nel nome del marito della protagonista, che si chiama Re, appunto come lei amava definire il marito Renato, lo chiamava il mio re. E poi ha scritto anche leggende, commedie, lavori per la radio. Era presidente onorario del Centro Letterario del Friuli Venezia Giulia. Lei venne ad ascoltare, fu presente la prima volta che presentai le mie poesie in una sede del Centro Letterario e tutti si meravigliavano perché dicevano: ma guarda, la Ketty non è mai venuta alle nostre serate. Non si parlava tanto di poesia fra noi e questo a me mancava un po', perché si ha piacere di parlare di poesia con una persona che la scrive e dalla quale magari puoi anche imparare a prendere qualcosa, ecco. E invece no, per esempio non mi consiglio mai nessuna rivista di poesia, dovetti fare tutto da sola, ma questo non ha importanza, non andò a diminuire il nostro rapporto. Era un'amica insostituibile. Lei mi avviò alla poesia, nel senso che mi parlava dei suoi successi, quell'altro, leggevo le sue cose, però ecco, questo devo molto a Ketty Daneo, d'aver cominciato a scrivere anch'io poesie dietro sua pressione.